tutti insieme un nostro culto a Dio, che possa essere un grande culto, che questa sera possiamo sentire veramente questo Spirito Santo soffiare in mezzo a noi. Io ti invito a chiudere i tuoi occhi e fare una preghiera in questo momento. Saluto tutti quelli che non ho salutato prima, siete tutti più che benvenuti, sono felice di poter questa sera cantare insieme a voi, lodare insieme a voi e sentire il nostro Dio insieme a voi qua dentro. Preghiamo insieme allora che lo Spirito Santo si faccia sentire forte in mezzo a noi questa sera. Amen. Amen. Signore, nel nome di Gesù in questo momento vogliamo, Signore, pregarti, Signore, che tu possa essere qua in mezzo a noi questa sera. Vogliamo chiedere, Signore, la tua presenza, il tuo spirito, Signore, forte, Signore, qua. Vogliamo che queste mura, Signore, possano riecheggiare, Signore, della tua gloria, che ogni lode che canteremo, Signore, possa arrivare a te, che ogni preghiera che faremo possa arrivare a te, che ogni canto, Signore, che noi faremo oggi, che ogni clamore che noi manderemo oggi da questo luogo possa arrivare a te, Signore, che tu possa rispondere a tutto questo. Ti chiediamo, Signore, di farti sentire forte in mezzo a noi. Fai sentire che tu ci sei, che tu sei con noi e che sei un Dio che non ci lascia. Che questo culto possa essere un grande culto per il tuo onore, per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen. Amém? Possiamo fare un applauso al Signore. Alleluia. Alleluia. Adoriamo. Glorioso. Adoriamo il Signore con gioia. Glorioso. Glorioso. Noi cantiamo glorioso. Noi gridiamo, Cristo ti loderà, tuo nome innalzerò. Glorioso, nessuno è come te. Per adorare, è Lui che è degno di essere innalzato. Tu hai già detto grazie al Signore questa sera. Oggi è un culto di Santa Cena, oggi è un culto che noi ricordiamo, però noi dobbiamo ricordare tutti i giorni il sacrificio di Gesù. Ma oggi noi facciamo questo giorno speciale che noi mangiamo il pane, beviamo il vino tutti insieme e noi ricordiamo. Quindi tu questa sera ringrazia il Signore perché è un sacrificio molto grande Lui ha fatto per noi. Noi dobbiamo ricordarsi questo sacrificio
l'agnello che si è donato per i nostri peccati. Lui non doveva niente, ma per i nostri peccati Lui ha fatto. Io ti invito ad adorare il Signore. Cantiamo una canzone a Lui questa sera. Cantiamo tutti insieme. Canzone all'agnello, chi è come il Signore? Chi è come il Signore? Santo, sei incomparabile, non c'è l'altro come te. Sei incomparabile, non c'è l'altro come te, regni sulla terra, in cielo per sempre.
Forse la tua settimana è stata difficile, forse tu ti senti stanco, forse tu ti senti pesante. E ti invito a mettere la mano nel tuo cuore in questo momento. Ti invito a alzare una preghiera e a cominciare a parlare con il tuo Padre questa sera. Comincia a parlare con Dio questa sera, Lui è qui. Lui è venuto per essere adorato e Lui è qui e puoi rinnovare le tue forze. Facciamo una preghiera al Signore. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Faça-se presente em nosso meio, Senhor. Faça presente em nossos corações. Aleluia, Deus. O Senhor que conhece cada vida, Pai, que chegou aqui nessa casa. O Senhor conhece cada coração, Senhor. O Senhor conhece cada vida, como passou essa semana, as dificuldades. O Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas angústias. Ah, Deus, mas o Senhor nos deu a oportunidade de poder estar aqui na Tua casa, para poder agradecer, engrandecer e louvar o Teu nome, Senhor. Fala em nossos corações, Senhor. Anima o nosso espírito, ó Deus. Anima a nossa alma, Senhor. Que a nossa semana que venha chegar, Senhor, possa ser uma semana diferente. Possa ser uma semana abençoada, Deus. Que podemos chegar à próxima semana mais confiante em Ti, vencendo as batalhas, vencendo as fraquezas, as dificuldades, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, com a Tua presença em nossas vidas. Sem comparar, non c'è un altro come te, regna sulla terra per sempre, santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te, regna sulla terra. Tu pode dichiarare santo sei. Santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te, regna sulla terra per sempre. Santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te, regna sulla terra per sempre. Tu regni per sempre. Possiamo fare un applauso al Signore? Amen. Santo, Lui è incomparabile nella nostra vita. Ciò che Lui fa per noi, ciò che Lui ha per noi, che ha per noi oggi, che ha per noi domani. Tutto questo lo rende incomparabile, lo rende insostituibile nelle nostre vite. E noi siamo qua per riconoscere tutto questo davanti a Lui questa sera. Amen. Ti chiedo se puoi andare a chiamare i bambini che faranno una presentazione. Potete sedervi. Nel frattempo lascio la parola alla leader dei teams. Pace a tutti. Volevo presentarvi, se mi date una mano il video.
Come avete visto abbiamo un'ora e una data. La scorsa settimana non ce l'avevamo, ma questa settimana ce l'abbiamo. Sarà l'11 settembre alle ore 16 qui in chiesa. Sarà un evento molto grande in cui non soltanto i teens saranno partecipanti, ma tutta la chiesa è invitata a partecipare. Sarà un evento molto, molto elegante. Ci saranno bensì 3 premiazioni. La prima premiazione sarà ovviamente dedicata e centrata sui nostri teens, che sono durante un loro concorso, sfida tra maschi e femmine. La seconda premiazione sarà sul talento che verrà votato quella sera da voi, che sarete partecipanti. E soprattutto l'ultima premiazione sarà sull'abito più bello della serata. Quindi lì non solamente i teens parteciperanno, ma tutti coloro che saranno quella sera lì. Abbiamo bisogno di partecipanti, abbiamo bisogno anche di un tecnico della musica là dietro per l'11, avremo bisogno di chi sarà disponibile a servire, avremo bisogno anche delle celebrità in cui se i pastori sono i benvenuti a partecipare, avremo bisogno dell'intrattenimento, la lode è benvenuta a partecipare. Quindi tutta la chiesa alle ore 16, l'11, molto eleganti, sarà qui un evento molto grande. Amen? E poi avremo un altro evento, se puoi mettere la foto, che riguarda questa settimana per i nostri teens. Questa settimana abbiamo fatto con loro uno studio di libro di Esther. Questa settimana su Zoom ci incontreremo ogni giorno almeno un quarto d'ora per parlare di un nuovo libro della Bibbia. Amen? Amen, un applauso. Il Signore è il mio pastore e nulla mi manca. Egli mi fa riposare davanti ai pascoli, guida lungo le acque calme. Egli mi restaura l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia per l'amore del suo nome. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei nemici, la mia coppa trabocca. Certo bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io vivrò nel Signore per lunghi giorni.
Bravissimi i nostri bambini che hanno recitato il Salmo 23. Prima di riprendere vorrei ancora avere il piacere di invitare qua con me João. Eccolo qua. Amen. Perché sto chiamando qua João? Nessuno ancora lo sa, quasi nessuno lo sa, però domani avremo un altro battesimo nella nostra chiesa, ovvero João ha deciso di battezzarsi nelle acque. È una scelta che già aveva preso da un po' di tempo e la sua decisione è stata quella di essere battezzato da suo papà, dal pastore Ronaldo. Quindi domani lui sarà battezzato nelle acque e io in questo momento vorrei chiedere a tutti quanti noi se possiamo alzarci in piedi e fare una preghiera per lui. Noi comunque siamo la chiesa in cui lui sta congregando, in cui lui sta facendo culto, è con noi che sta unendo il suo spirito ogni sabato per lodare il Signore. In questo momento io chiedo a tutti quanti voi di poter stendere la sua mano, la vostra mano verso di lui per benedire la sua vita, che Dio possa accompagnarlo domani, in questo giorno prezioso, in questo nuovo inizio che lui ha scelto per la sua vita, ma non solo domani, che possa accompagnarlo da ora in avanti in ogni giorno della sua vita. Sappiamo che il Signore ha un incarico ministeriale per João, nella vita di João, e per questo io chiedo a tutti quanti voi di benedire la sua vita affinché tutto ciò che lui farà d'ora in avanti, ogni passo che lui farà d'ora in avanti sia un passo che lo avvicini sempre di più al proposito che Dio ha per lui. Amen. Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, noi tutti come Chiesa vogliamo mettere nelle Tue mani la vita di João, di questo Tuo figlio che domani si ricongiungerà con Te, prendendo la sua vita e sotterrandola, Signore, sotto le acque, come Tu facesti quel giorno per rinascere a nuova creatura. Padre, Ti chiedo di accompagnarlo nel giorno di domani, Signore, ma non solo domani, Signore, in ogni passo che Lui darà dopo il battesimo, che Lui possa vivere veramente una nuova vita, che Lui possa vivere veramente una vita da nuova creatura, nato di acqua e di spirito, Signore. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù, accompagnalo ogni giorno, fortificalo ogni giorno e che ogni proposito che Tu hai per la sua vita possa essere compiuto nel Tuo nome e per la Tua gloria. Nel nome di Gesù così noi Ti chiediamo. Amen. Amen. Prima di riprendere voglio fare la presentazione di alcuni visitanti che sono con noi questa sera. Voglio salutare Fagner Vieira, è lì, insieme alla sua famiglia c'è Wagner, Daiani e Sofia, che è di là nella salina. E oltre a loro sono amici della famiglia di Wellington, di Renata. Oltre a loro sono con noi questa sera anche Washington, giusto? Giosiani e Giulia, lì dietro, amici di Fabio, di Suelen. Amen. Cosa può dire la Chiesa a tutti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. Questa è la casa del Signore, come sempre voi siete benvenuti, lo siete oggi, lo sarete sempre. Quello che noi desideriamo è che ognuno di voi possa tornare a casa con un po' di questo spirito che è qua presente in mezzo a noi, che possiate portarlo nella vostra casa, nella vostra famiglia, che possa accompagnarvi in questa settimana. Amen. Facciamo una preghiera in questo momento per le decime, per le offerte, poi torniamo ad adorare il Signore. Oggi è l'ultimo giorno di una cosa nuova e oggi ci sono almeno 3 cose nuove che voi potete notare in questo bellissimo luogo che in questo mese e mezzo ha progredito veramente tanto. Dio ha fatto tante cose sotto l'aspetto materiale, ma abbiamo visto
fin dalla settimana scorsa come Dio ha agito nella vita della nostra sorella Giosiane. Abbiamo avuto anche testimonianze in questa settimana di cose che Dio ha fatto nella vita lavorativa, nella vita economica, nella vita fisica di altre persone che ci hanno telefonato, che abbiamo incontrato e che abbiamo visto veramente l'agire di Dio. Dio ha operato il suo 9 in mezzo a noi e Dio continuerà ad operarlo. Non è che perché oggi è l'ultimo giorno di questo nuovo tempo, di questo periodo che abbiamo fatto di 7 sabati, che noi ci fermeremo con i lavori o che Dio si fermerà con la sua buona opera. No, colui che ha cominciato la buona opera in noi la porterà a termine, dice la parola di Dio. Quindi Dio continuerà a fare grandi cose in mezzo a noi. Amen. Preghiamo in questo momento per le nostre decime, le nostre offerte, alziamo la nostra mano per adorare il Signore con ciò che oggi abbiamo nel cuore di portare alla sua casa. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, io ti prego per le nostre decime, per le nostre offerte, Signore, per ogni donazione che oggi noi vogliamo portare alla tua casa, Signore. Tutto ciò, Signore, tutto ciò che noi oggi abbiamo nel cuore di portarti, che tu hai messo nei nostri cuori, che noi possiamo venire ad offertarlo con un cuore allegro, con un cuore gioioso, perché è questo, Signore, ciò che tu vuoi da noi, che noi veniamo con gioia al tuo altare per portare questa nostra adorazione. Per questo io ti prego, Signore Gesù, e perché ogni offerta che oggi entrerà possa essere usata al meglio per la tua casa, per il tuo regno su questa terra, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. 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 Spirito Santo, Spirito Santo, tu nome é mais doce, tu nome é mais doce, tu nome é belíssimo, al di sopra di ogni nome, riempi questa casa, Dio, riempi questo luogo, Dio, con la tua bontà, con la tua gloria. Non c'è un nome più grande, Spirito all'inizio eri la parola, un continuatissimo, il mistero della sua gloria si è rivelata su Gesù. Ma che nome bellissimo, tu puoi dichiarare questo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù, ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, nome di Gesù.
il velo è strappato, la tomba vuota adesso è. Il cielo ti adora, proclama la tua gloria perché è risuscitato e vivo sei. Cantiamo questo. La morte ha vinto, il velo è strappato, la tomba adesso. Il cielo ti adora, proclama la tua gloria perché risuscita ci vivo sei. Tu sei invincibile, inigualabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, il nome solo tu sei. La morte ha vinto, tu puoi dichiarare il velo è strappato, la tomba vuota adesso è. Il cielo ti adora, proclama la tua gloria perché risuscita, sei vivo, sei invincibile, inigualabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra di noi solo tu sei. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. Ma che nome bellissimo, l'una è parte. Ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. Amen. Prima di finire questa lode io volevo chiamare qua una persona, si chiama Sona Calvi. Volevo chiamare, vieni qua su. Vi ricordate i bigliettini? Se volete poter sedervi. Vi ricordate i bigliettini che ci è stato chiesto da scrivere? Quanto hanno scritto? Chi ha scritto lì qualcosa? E io vi dico che sono sì, che Dio veramente ascolta quello che avete scritto su quel bigliettino. La Sonia, cosa hai scritto, Sonia? Avevo scritto Dio manda me. Lei aveva scritto Dio manda me. Quando noi chiediamo al Signore, Dio lo fa. E tra 5 giorni più o meno lei parte per la sua prima missione, andrà in Lettonia a predicare il Vangelo insieme ad altre persone e Dio l'ha mandata. Dio l'ha mandata perché lei ha scritto e Dio l'ha risposto. Io volevo chiederti cosa tu hai scritto in quel bigliettino, perché Dio risponderà. Metti la tua fede in ciò che tu hai scritto e prega per quello. E la cosa più interessante è che io giorni seguenti stavo leggendo i bigliettini, io non sapevo chi aveva scritto i bigliettini, e
e ho visto quel bigliettino scritto Dio manda a me. E ho cominciato a cantare una canzone su quello che c'era scritto. Eu cominciato a cantare una canzone su quello che c'era scritto, ma non sapevo chi aveva scritto quella canzone, quel bigliettino lì. Non sapevo veramente, perché era scritto anche in modo un po' grottesco, un po' male, perché la sua penna non funzionava e non immaginavo mai che sarebbe stata la Sônia. E durante quella settimana sono venuto qua e ho registrato quel pezzettino di quella canzone che Dio mi stava dando. E quando sono arrivata a casa l'ho finita di scrivere quella canzone. E per incredibile che sempre in quella canzone io ho scritto sul personaggio preferito di Sônia, che è Daniele. C'è un pezzettino che dice: Signore, io voglio essere audace come Daniele, non piegarmi, io voglio essere usato per cambiare questo mondo. Io non sapevo che era la Sônia. E 2 giorni dopo io stavo parlando con la Melia, la Melia ha detto: io so chi ha scritto questo bigliettino. E io ho detto: chi ha scritto? Pensavo totalmente un'altra persona. Quando lei mi ha detto Sônia, io l'ho guardata così, lei: sei rimasta male? Ho detto no, perché è veramente qualcosa di speciale che Dio stava parlando. E in questo momento io vi invito ad alzare in piedi e facciamo una preghiera, perché penso che questo è l'inizio di qualcosa di molto grande sulla vita della Sônia. È un desiderio che lei ha nel suo cuore, che Dio la invia, e a piccoli passi Dio la insegnerà. E quindi io volevo che tu alzassi la tua mano e dicessi: Signore, usala. Lei non sa chi troverà, si troverà davanti, non sa che persona si troverà davanti, ma che Dio possa usare la sua bocca per parlare e portare l'Evangelio. Preghiamo insieme, Padre, in nome di Gesù. Padre, in nome di Gesù, Signore, in questo momento, Padre, la tua figlia, Signore, ha scritto, Signore, e il Signore l'ha risposto. Padre, lei ha chiesto di essere inviata, Signore. Io so che non sarà la prima volta che il Signore la invierà, ma sarà l'inizio di qualcosa di straordinario, Padre. Padre, in nome di Gesù, Signore, benedice la vita da Sônia, Signore. Proteggila durante questo viaggio, Signore. Signore, saranno tante ore di viaggio, Signore. Saranno tanti giorni che lei sarà lì servendo il tuo regno, Padre. Ma io so che il Signore sarà con lei, Padre. Io so che lei c'è un desiderio forte e grande nel suo cuore, che di essere inviata e di predicare la tua parola, Padre. Sii con lei in ogni momento, Signore. E che lei non possa dubitare di questo, Padre, che tu sei con lei, Padre. In ogni difficoltà che lei si troverà davanti, in ogni cosa che lei si troverà davanti, Padre, che il tuo Spirito Santo possa, Signore, aiutarla, Signore, a gestire, Signore, questi momenti, Padre. È nel tuo nome che noi preghiamo e ti ringraziamo, Signore. Amen. E volevo invitarvi a sedere e se potete ascoltare la canzone che Dio ci ha dato. Dico sì alla tua voce, qui per te, per dirti che io voglio essere usata da te, umana me, è ciò che voglio, è ciò che io desidero. Inviami, io voglio stare dove tu mi vuoi. Come Daniele io voglio essere audace, non
ciò che io desidero. Inviami, io voglio stare dove tu mi vai. La tua voce mi dice chi manderà, la tua voce mi dice chi manderà, la tua voce mi dice chi manderà. La tua voce mi dice chi manderà, la tua voce mi dice chi manderà, la tua voce mi dice chi manderà. Inviami, mandami, io voglio stare dove tu mi vai. Inviami, mandami, io voglio stare dove tu mi vai. Manda me, è ciò che voglio, è ciò che io desidero. Inviami, io voglio stare dove tu mi... Tu puoi cantare questo ritornello? Tu puoi cantare? Oh, manda a me, è ciò che voglio, è ciò che io desidero. Inviami, io voglio stare, tu mi vuoi. Amen, gloria a Dio. Amen. Che Dio possa mandare tutti quanti noi, che noi possiamo avere questo desiderio. Dio mandami, Dio inviami. Non so quale sia la tua chiamata, non so cosa sia ciò che più ti brucia dentro, ma che tu possa chiedere a Dio: Dio, prendi questo e usalo per te. Usalo per te, usalo per salvare anime, usalo per portare persone più vicine a te, usalo per fare la tua volontà, la tua opera, che il tuo regno possa crescere attraverso il piccolo contributo che io posso dare alla tua opera. Amen. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel libro del profeta Isaia, al capitolo 43. Isaia 43, leggerò i versetti 18 e 19. Amen, possiamo leggere qua. Non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche. Ecco, io sto per fare una cosa nuova. Essa sta per germogliare, non la riconoscete? Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa. Amen. Questo è il versetto che ci ha accompagnato in queste 7 settimane, in questi 7 sabati. Dio farà una cosa nuova.
sta per germogliare. Lui farà nascere una strada nel deserto. Io voglio chiedere se puoi passare il video qua, vi chiedo 3 minuti di guardare questo video. Se si può spegnere la luce. Than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Non so se qualcuno ha potuto riconoscere questi post-it, questi bigliettini che sono stati digitalizzati, ma questi sono tutti, o spero, tutti i bigliettini che erano stati attaccati dietro a questo cartellone, quelli scritti da ognuno di voi, quelli in cui ognuno di voi ha messo un po' della sua fede, ha messo un po' della sua speranza, ha messo una sua richiesta. In questi bigliettini abbiamo visto richieste fatte a Dio, abbiamo visto alleanze fatte con Dio, abbiamo visto chiedere forza a Dio, abbiamo visto impegni che persone hanno preso con Dio. Dio, io voglio cominciare a fare questo, io voglio leggere di più, io voglio pregare di più. Abbiamo visto speranze messe in Dio, come è stato testimoniato prima in Sonia: Dio manda me. Ognuno di noi ha scritto ciò che più di tutto gli bruciava dentro. Ognuno di noi ha scritto ciò che più di tutto desiderava. Se qualcuno desiderava impegnarsi a fare qualcosa per Dio, se qualcuno desiderava lasciare un segno in qualche punto specifico con Dio, qualcuno ha scritto qualche richiesta specifica, salvezza per la sua casa, per la sua famiglia, qualcuno ha chiesto cura, qualcuno ha chiesto miracoli, qualcuno ha chiesto: Dio, dammi dei doni spirituali. Ognuno
ha chiesto in base a ciò che più di tutto sentiva in quel momento, più di tutto gli bruciava dentro, quella cosa che voleva chiedere a Dio, che voleva mettere in gioco con Dio. Perché è vero, noi predichiamo che siamo uni in Cristo, ma essere uni in Cristo non significa essere tutti uguali. Anzi, essere uni in Cristo è proprio l'opposto. Essere uni in Cristo significa essere completamente diversi, ma essere insieme in questa differenza, essere uniti in questa diversità. E ognuno ha scritto qualcosa di diverso in questo. Ognuno ha voluto mettere in gioco il suo bastone. Vi ricordate la storia di Mosè? Mosè si trovava davanti a quel pruno, a quell'albero che era in fiamme, e quella fiamma era una fiamma eterna, era Dio. E Mosè dice: ma Dio, come farà il popolo di Israele a sapere che tu mi stai mandando a guidarlo? E Dio gli dice: cos'hai in mano? Mosè, cos'hai in mano? E Mosè guarda in mano, aveva un bastone, perché Mosè era abituato a guidare greggi di pecore, lui era un pastore. Questo è quello che tu userai, il bastone, ciò che tu hai nella tua mano, il tuo talento, ciò che hai dentro di te, ciò che Dio ha già messo dentro di te. Questo è ciò che Dio vuole usare di te per fare grandi cose in questa nazione, per fare grandi cose nella tua casa, per fare grandi cose nel tuo piccolo. Dovunque Dio ti voglia usare, dovunque sia il proposito in cui Dio ti vuole usare, Lui vuole usare il bastone che tu hai nelle tue mani. Non pensare che Dio voglia far diventare John uguale a Sonia, che Dio voglia far diventare Anna Maria uguale a Giordano, voglia far diventare Almir uguale a Vittoria. Dio non vuole fare questo, Dio non vuole trasformare in questo senso vite. Dio vuole prendere ciò che tu già hai e usarlo per Lui. Dio vuole prendere il tuo bastone e usarlo per Lui. E se non hai il bastone, userà ciò che tu hai. Mosè quel giorno disse: ma Dio, è vero, io ho un bastone, ma io non so parlare. Come potrò guidare il mio popolo? Ah, se tu non sai parlare non c'è problema, ci sarà una persona di fianco a te che parlerà. E prese suo fratello Aaron, e Aaron era colui che parlava, e Mosè era colui che portava il bastone. Dio non vuole trasformarti in qualcuno che tu non sei. Dio vuole usare te per Lui. Dio non ha preso un elettricista e gli ha detto: io ti farò pescatore di uomini. Non ha preso un muratore e gli ha detto: io ti farò pescatore di uomini. No, Dio è andato da Pietro, che era un pescatore, e a un pescatore Dio ha detto: io ti farò pescatore di uomini. Dio vuole prendere ciò che tu già sei e metterlo al suo servizio, usarti con ciò che brucia dentro di te, perché tu sei particolare, sei diverso dalle persone alla tua destra, dalle persone alla tua sinistra. Dio ha già messo in te qualcosa di unico e di speciale, e Dio vuole prendere questo unico e questo speciale e attraverso di questo fare una cosa nuova. Attraverso di questo fare una cosa nuova. E quindi noi abbiamo visto tutti questi bigliettini diversi l'uno dall'altro, che non avevano niente a che vedere, tante volte l'una richiesta con l'altra richiesta, ma tutti questi bigliettini avevano una cosa in comune, ovvero tutti questi bigliettini che noi abbiamo scritto chiedevano a Dio o promettevano a Dio o facevano questo patto con Dio di una cosa nuova. Ognuno di voi, ognuno di noi, perché c'è anche il mio bigliettino tra questi, ha chiesto una cosa nuova a Dio, o ha detto: Dio, io voglio fare una nuova alleanza con te. Dio, io voglio fare una cosa nuova per te. Ognuno di questi bigliettini aveva una cosa in comune, una cosa nuova. E forse tu non hai partecipato a questo proposito dei bigliettini, forse tu adesso stai pensando: ah, se io avessi scritto un bigliettino per chiedere a Dio qualcosa di nuovo nella mia vita o per dare qualcosa di nuovo a Dio, io scriverei questo. Ma io sono convinto che in tutti quanti noi, o nella maggior parte di noi, ci sia una piccola parte di noi che non creda completamente in ciò che abbiamo scritto. Perché tanti di noi pensano così: perché io
dovrei volere una cosa nuova da Dio? Perché io dovrei volere una cosa nuova da Dio? Perché dovrei volere una cosa nuova con Dio? Io ho già tutto, io sto bene, ho una macchina, ho una bella moglie, ho dei bei figli, la mia vita va già bene, la mia vita spirituale già sta andando bene, la mia vita lavorativa già sta andando bene, la mia vita scolastica già sta andando bene. Che cosa potrei desiderare più di questo? Questo è uno dei più grandi problemi che noi incontriamo quando andiamo a evangelizzare persone in Italia. Forse in Brasile è diverso, ma qua in Italia uno dei più grandi problemi che noi troviamo nell'evangelizzazione è che troviamo persone che hanno già tutto e che noi andiamo a offrirgli Gesù, ma loro hanno già tutto ciò che vogliono e dicono: a me il tuo Gesù non interessa perché io sto già bene come sto. E forse tanti di noi si sentono così. Che cosa ci serve di più di quello che noi già abbiamo? Che cosa ci serve di nuovo di Dio che noi già abbiamo? Forse tu oggi vieni qua dal Brasile o da altri stati e forse dove abitavi prima non stavi così bene, vieni qua in Italia e dici: caspita, ho uno stipendio da 2.000 euro al mese, se mi faccio un po' di conti sono quasi 11.000 reais, in Brasile non prendevo questa cifra, ho una casa bella, sono sicuro, qua quasi non c'è criminalità, si vive veramente come in un paradiso. Che cosa potrei volere di più di quello che Dio già mi ha dato, di quello che già ho? Io voglio dirti una cosa: il nuovo di Dio è sempre meglio di quello che tu già hai. Il nuovo che Dio può darti è sempre meglio di quello che tu già hai. Stavo riflettendo sul primo miracolo che ha fatto Gesù. Gesù ha fatto il suo primo miracolo in un matrimonio, forse già avete sentito questa storia, erano le nozze di Cana. E lo sposo aveva comprato del vino per passare tutti i giorni del matrimonio. A quel tempo un matrimonio durava 7 giorni. Per fortuna, John, che non durano così tanti matrimoni adesso, vero? Perché pensa quanto costa un matrimonio di 7 giorni. E il vino a un certo punto finisce, tant'è che Gesù a quel punto fa il suo primo miracolo, ovvero trasforma dell'acqua in vino. E quando gli ospiti bevono di quel vino, dicono: ma che buono che è questo vino, come mai non è stato tirato fuori prima? Questo vino veramente è molto più buono del vino che c'era prima, perché il nuovo che Gesù ha da dare è sempre meglio di ciò che noi già stiamo vivendo. Io credo che in quel matrimonio il più grande atto di misericordia di Gesù non sia stato tramutare l'acqua in vino. Il più grande atto forse è stato quello di non tramutarlo prima, perché se avesse tramutato l'acqua in vino prima, nessuno avrebbe bevuto del vino che aveva portato lo sposo, perché sicuramente non era buono come il vino che aveva fatto Gesù. Tutto ciò che Dio fa di nuovo è meglio di ciò che già esiste. Dio ha preparato per noi una nuova Gerusalemme, che è molto meglio della Gerusalemme che noi vediamo qua sulla terra. È un luogo in cui non ci sarà mai buio, perché ci sarà sempre luce, perché Dio sarà la luce di quel luogo. È un luogo in cui non ci sarà mai pianto, non ci sarà mai tristezza, ci sarà sempre gioia. La nuova Gerusalemme, il nuovo di Dio sarà meglio di ciò che noi viviamo qua. Il nuovo patto che Gesù ha fatto con noi, quello che noi viviamo nel Nuovo Testamento, è molto meglio del vecchio patto dell'Antico Testamento. Ogni nuovo che Dio fa, che Dio ha, è meglio di ciò che noi stiamo vivendo. Forse tu stai pensando: io sto già vivendo qualcosa di veramente buono nella mia vita. Non pensare che ciò che Dio ha per te non possa superare ciò che stai vivendo. Rischia con Dio, di sì Dio, voglio vivere questo nuovo. Sì Dio, voglio vivere questa cosa, anche se già sto vivendo qualcosa di buono, voglio vivere di più. Voglio vivere di più di ciò che tu hai per me. Rischia con un bigliettino, rischia con una preghiera, rischia con un desiderio da esprimere a Dio, perché il nuovo che Dio ha per te è molto meglio di ciò che tu stai vivendo. È molto meglio di ciò che tu stai vivendo. Forse c'è una parte di te che invece sta pensando: io ho vissuto una parte della mia vita in cui Dio è stato così buono con me, in cui Dio ha fatto così tanto per me, in cui ho sentito così tanto la presenza di Dio dentro di me,
che sono sicuro non sentirò mai più qualcosa del genere, che sono sicuro non vivrò mai più qualcosa del genere, che sono sicuro non c'è niente comparabile con ciò che io ho vissuto in quell'anno con Dio, forse 5 anni fa, forse 20 anni fa, forse 2-3 mesi fa. Forse pensi questo, ma io voglio dirti non è così, non è così. Dio può darti molto di più di ciò che tu hai già vissuto nella tua vita. C'è un versetto, il versetto 18 che abbiamo letto, che dice così: non ricordate più le cose passate, non ricordate più le cose antiche, ecco io sto per fare una cosa nuova. Non ricordate più le cose passate. Ma come forse in questo passo Isaia si sta riferendo a le cose brutte, forse non devo più ricordare le cose brutte, perché è vero, c'è un versetto in Geremia, in Lamentazioni, che dice così: voglio portare alla mia mente ciò che mi dà speranza. Quindi le cose belle noi le dobbiamo ricordare. Questo è un versetto che è giusto, ma è giusto nelle afflizioni. Quando noi vogliamo vivere una cosa nuova, invece, dobbiamo vedere questo versetto: non ricordare più le cose antiche, non ricordare più le cose passate, sia che siano state brutte, sia che siano state belle. Perché quando noi ci aggrappiamo al passato, c'è il rischio che noi restiamo paralizzati nel passato. Quando noi leggiamo il libro di Esdra, vediamo di come il sacerdote Esdra ha aiutato nella ricostruzione del Tempio di Gerusalemme. Gerusalemme era stata conquistata, era stata abbattuta, le mura erano state distrutte, il Tempio era stato distrutto. Attraverso la vita di questo sacerdote Esdra, di cui leggiamo il libro nella Bibbia, il Tempio è stato ricostruito. La cosa interessante è che dopo che il Tempio è stato ricostruito, c'erano 2 gruppi di persone a guardare il Tempio. Il primo gruppo di persone erano i giovani. Sì, perché Israele era stato in esilio in Babilonia 70 anni. E i giovani che avevano aiutato nella ricostruzione di questo nuovo Tempio di Gerusalemme erano così felici di vedere questa casa in cui Dio poteva abitare, in cui loro potevano lodare Dio. E erano lì che gridavano di gioia, adoravano, lodavano, erano veramente felici e gioiosi. Poi c'era un altro gruppo di persone, che erano quelli più vecchietti. Io non ho nulla contro i più vecchietti, ma questi più vecchietti erano persone che avevano vissuto tutto l'esilio babilonico e erano persone che avevano conosciuto il primo tempio, il Tempio di Salomone. E quel tempio, fratelli, per come ce lo definisce la Bibbia, era una casa completamente ricoperta d'oro e di pietre preziose, qualcosa di stupendo. E per come ci riferisce la Bibbia, quel tempio era un luogo in cui quando le persone entravano non riuscivano neanche a rimanere in piedi, anzi talvolta non riuscivano neanche ad entrare in quel tempio, perché la presenza di Dio era così forte che nessuno riusciva a stare dentro quel luogo. Era qualcosa di grandioso. E per questo quei vecchi a vedere il nuovo tempio piangevano, perché dicevano: wow, come quel tempio là, il primo tempio di Salomone, non ce ne saranno mai più. Questa è una costruzione che abbiamo fatta, ma non è bella come il tempio di Salomone. Mai potrà avere la gloria che c'era nel tempio di Salomone. È proprio in questo periodo che Dio innalza dei profeti, tra cui il profeta Ageo, che fa una profezia molto conosciuta che dice così: la gloria della seconda casa sarà molto maggiore della prima, per dare animo a quelle persone che, vedendo quel luogo che non era fatto d'oro, che non aveva pietre preziose, pensavano: non sarà mai come il Tempio di Salomone. Tante volte quando noi ci aggrappiamo ai ricordi, noi non riusciamo ad andare avanti. Per quanto i ricordi siano belli, per quanto i ricordi siano gioiosi, per quanto i ricordi siano di momenti gloriosi della nostra vita, noi non riusciamo a vivere il nuovo che Dio ha per noi. Tante volte noi parliamo con le lacrime agli occhi, ricordando i tempi della questura. Quanti di voi erano alla questura? Nella chiesa chiamata della questura? No, alla questura so che tanti di voi ci saranno passati per motivi magari più lenti, quantomeno, non più brutti ma più lenti. Ma alla chiesa della questura, quanti avevano partecipato ai culti là? Era un posto gigantesco.
2 piani, ogni sala era 2 volte questa, minimo. Erano veramente dei tempi fantastici, i culti erano bellissimi. E tante volte noi ricordiamo quei giorni con le lacrime agli occhi, perché sentivamo una presenza lì come magari non l'abbiamo mai sentita in nessun altro posto, perché avevamo dei momenti di fratellanza lì come non li abbiamo mai avuti in nessun altro posto, perché tanti di noi si sono convertiti in quel luogo, perché era un posto bellissimo semplicemente. Ma se noi restiamo attaccati a questi ricordi, per quanto belli che possano essere, come possiamo vivere il nuovo che Dio ha già preparato per noi e che ci sta aspettando? È vero, possiamo tenere i nostri ricordi per i momenti tristi, ma se noi vogliamo vivere il nuovo che Dio ha preparato per noi dobbiamo lasciare i ricordi alle spalle. Noi dobbiamo dimenticare del passato, noi dobbiamo dimenticare delle cose vecchie e puntare al nuovo che Dio ha per noi. Io sono sicuro che la gloria della seconda casa può essere molto maggiore della gloria della prima. Io sono sicuro che lo spirito che era presente là è lo stesso spirito che è presente qua, e quello spirito che agiva là sta agendo qua. Già abbiamo sentito lo stesso spirito qua e già possiamo sentirlo e lo sentiremo ancora più e più forte. Ma per fare questo noi dobbiamo lasciare da parte le cose vecchie e puntare sul nuovo che Dio ha per noi. Che noi possiamo vivere il nuovo di Dio. Forse c'è una parte di noi che dice: Dio, come tu puoi farmi vivere il tuo nuovo se io ho seminato così male nella mia vita? Abbiamo sentito parlare di questa legge della seminatura tantissime volte su questo pulpito, perché è una legge reale, è una legge vera. Ogni cosa che noi seminiamo noi raccoglieremo. In ogni luogo noi seminiamo, è lì che raccoglieremo. Noi non possiamo pensare di seminare patate e raccogliere angurie. No, tutto ciò che noi seminiamo noi anche raccoglieremo. Ed è vero questo. E allora come possiamo pensare di vivere il nuovo di Dio, di vivere questo vino nuovo così buono, di vivere questa nuova Gerusalemme così buona, di vivere questo patto nuovo, di vivere una nuova alleanza, di vivere una nuova storia con Dio, se noi prima di oggi abbiamo seminato così male? Io voglio dirti una cosa: ciò che tu hai seminato tu sicuramente raccoglierai, ma il modo in cui tu raccoglierai farà tutta la differenza in questa nuova storia. Il modo in cui tu raccoglierai farà tutta la differenza in questa storia. C'è una storia nella Bibbia che è la storia di Ruth. Voglio leggervi alcuni versetti di questa storia. Ruth era una Moabita, un popolo che era avversario di Israele. E questa Moabita si era sposata e dopo è rimasta vedova. E insieme alla sua suocera è andata a abitare in Israele e ha cercato lavoro in Israele. Ora pensate se voi andate a cercare lavoro in un luogo in cui vivono i tuoi più acerrimi nemici. Tu che sei vedova e quindi sei una persona quasi rifiutata dalla società e vai a cercare lavoro in questo luogo. Vedete cosa ha fatto Ruth? Ruth è andata a cercare lavoro, ha trovato lavoro per raccogliere le spighe di grano nei campi e gli davano da raccogliere le spighe più brutte che c'erano, le ultime rimaste, dove a volte non trovavi neanche grano. Ma sapete lei cosa ha fatto? Leggiamo insieme. Il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose: questa è una fanciulla moabita, quella che è tornata con Naomi dalle campagne di Moab. Lei ci ha detto: vi prego, lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe cadute dai manelli dietro ai mietitori. È venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora. Soltanto adesso si è seduta nella casa per un po'. Sapete come ha raccolto questa Ruth? Questa persona che è arrivata col curriculum più brutto che si poteva davanti al suo Salvatore. Ha raccolto senza fermarsi un attimo.
da quando è arrivata ha raccolto senza fermarsi un attimo. Allora quando noi, dopo che abbiamo seminato male, ci presentiamo davanti al nostro Salvatore per chiedergli di vivere con Lui una cosa nuova, il modo in cui noi raccoglieremo farà tutta la differenza. Perché il modo in cui noi raccoglieremo oggi sarà il modo in cui noi stiamo già seminando per il domani. Il modo in cui tu raccogli oggi è il modo in cui tu stai seminando per il tuo domani. Raccogliamo in un modo nuovo, raccogliamo lodando Dio, raccogliamo con pazienza, raccogliamo con bontà, raccogliamo con benevolenza, raccogliendo con amore, con pace. Anche se ci siamo comportati male, anche se abbiamo seminato male e oggi stiamo raccogliendo tante cose brutte, raccogliamole con un sentimento nuovo. Non raccogliamole lamentandoci, non raccogliamo chiedendoci perché mi sta succedendo questo. Raccogliamole con un sentimento nuovo, sapendo che ciò che noi stiamo raccogliendo oggi e il modo in cui noi stiamo raccogliendo oggi è già il modo in cui stiamo seminando domani. Seminiamo in un modo nuovo perché raccogliamo in un modo nuovo. Dio vuole fare una cosa nuova nelle nostre vite. Per vivere questo noi dobbiamo raccogliere in un modo nuovo. E infine forse c'è una parte di noi che è la parte che ha scritto questi bigliettini, che è la parte che crede veramente in Dio, che è la parte che veramente ha voluto rischiare con Dio, che è la parte di noi che ha messo la sua fede in questo biglietto, che ha messo la sua fede in questo Dio, che ha detto: Dio, va bene, magari passerò la vergogna che le persone vedranno quello che sto scrivendo, ma so che tu puoi agire attraverso di questa preghiera, so che tu puoi agire attraverso di questa profezia, so che tu mi puoi fare vivere una cosa nuova. Tutte queste persone che hanno scritto con questo sentimento, in cui questa parte ha prevalso, io voglio continuare a leggere ciò che dice questo versetto di Isaia. Ecco, io sto per fare una cosa nuova. Essa sta per germogliare, non la riconoscete? Sì, io aprirò una strada nel deserto. Io farò scorrere fiumi nella steppa. La cosa nuova che Dio vuole fare è una cosa per chi ha il coraggio di viverla. La cosa nuova che Dio vuole fare nella tua casa è una cosa per chi ha il coraggio di viverla, per chi ha il coraggio di chiederla, per chi ha il coraggio di uscire di qua e di non uscire come è entrato, di uscire di qua e di mettersi in gioco in un modo nuovo con Dio, di uscire di qua e di chiedere qualcosa di nuovo a Dio, credendo veramente che Dio vuole farla e cominciando a muoversi in quella direzione, perché finché noi non ci muoviamo in quella direzione, Dio non farà niente. Quando il popolo di Israele è uscito dal paese d'Egitto, si è ritrovato a un certo punto che era a distanza di una notte di cammino fino al Mar Rosso. Una notte di cammino. E dietro di loro arrivavano gli egiziani con i loro carri. E tutto il popolo ha cominciato a dire: Mosè, perché ci hai tirato via dall'Egitto? Forse mancavano dei cimiteri, forse mancavano delle tombe nel paese d'Egitto, che ci hai portato a morire qua. Dio ha risposto così: l'Eterno combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. L'Eterno farà una cosa nuova per voi e voi ve ne starete tranquilli. Colui a cui avete riposto fiducia quando avete scritto quel bigliettino non sono le vostre forze, è il Signore degli eserciti. Colui in cui avete riposto la vostra fiducia quando avete scritto quella preghiera non sono le vostre forze, è il Re dei Re. Colui in cui avete riposto fiducia quel giorno in cui avete scritto quel bigliettino non siete voi, non siete mai stati voi, per quanto voi vi sentiate intelligenti, forti, bravi, o forse per quanto voi vi sentiate deboli, incapaci e che niente avete mai fatto di buono nella vita. Colui in cui avete messo la vostra fede è Dio, è Dio, e Lui combatterà per voi, Lui farà una cosa nuova per voi finché voi ve ne starete tranquilli. Nel momento in cui Mosè ha risposto questo al popolo di Israele, Dio ha parlato così a Mosè: mettetevi in marcia verso il Mar Rosso e tu alza la tua mano e stendi il tuo bastone sul mare.
coloro che hanno scritto quel bigliettino, quella parte di voi che ha scritto quel bigliettino, è quella parte che è disposta a mettersi in marcia verso il Mar Rosso. È quella parte che è disposta a prendere il proprio bastone, a prendere ciò che Dio ha messo dentro di voi e di alzarlo su quel mare, di alzarlo sul vostro ostacolo, di alzarlo sul vostro nemico, di alzarlo su qualunque cosa oggi stia cercando di bloccarvi. Perché quando voi farete questo, quando voi marcerete su quel mare e alzerete il vostro bastone, allora lì Dio combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Dio farà una cosa nuova, Dio aprirà una strada nel deserto. Forse tu hai un problema di solitudine, Dio aprirà una strada in questo deserto. Dio metterà persone nella tua vita, Dio metterà amicizie nella tua vita. Forse tu hai problemi di depressione, di ansietà, Dio farà una strada in questo deserto. Dio metterà speranza nella tua vita. Forse tu hai problemi nella tua famiglia, Dio farà una strada in questo deserto. Dio darà un modo in questo deserto, metterà amore, metterà unità nella tua casa. Forse tu hai problemi nella tua vita lavorativa, economico, finanziaria, Dio metterà un aiuto, Dio metterà un lavoro, Dio combatterà per te e tu te ne starai tranquillo. Amen. Ti chiedo di alzarti in piedi. Chiamo il gruppo di lode e in questo momento voglio chiedere a voi di fare una preghiera per la persona di fianco a voi. Fate una preghiera per la persona di fianco a voi. Finiamo questi 7 sabati pregando ognuno per qualcuno. Ognuno per qualcuno. Che tu possa prendere una persona, se non c'è nessuno di fianco a te, esci dal tuo posto, vai vicino a qualcuno. Non avere vergogna, vai verso il tuo Mar Rosso, prendi il tuo bastone, marcia verso il mare, vai verso qualcuno. Che ognuno di noi abbia una persona di fianco a sé per cui pregare. Finiamo questi 7 giorni pregando per qualcuno. Che Dio attraverso questa preghiera possa farci vivere il suo nuovo. Che Dio attraverso questa preghiera possa farci vivere qualcosa di nuovo, una cosa nuova nelle nostre vite. Amen. Pregate insieme. Alleluia.
Credi che Dio ha una cosa nuova per te? Vivi questa cosa nuova. Vivi questa cosa nuova. Abbi il coraggio di marciare verso quel mare, di prendere il tuo bastone e di vivere il nuovo di Dio nella tua vita. Amen. Dice così la parola di Dio nella lettura della Santa Cena. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Amen. In questo momento prenderemo questo succo che per noi rappresenta il sangue di Cristo e questo pane che per noi rappresenta il corpo di Cristo. Prendiamolo con la speranza e con il desiderio che questi alimenti producano qualcosa di nuovo in noi, producano una cosa nuova dentro di noi. Che dopo che abbiamo preso questa Santa Cena che sancisce la fine di queste 7 settimane che abbiamo fatto insieme, predicando una cosa nuova nella nostra vita, che attraverso questi alimenti Dio possa farci vivere il suo nuovo, come attraverso questi alimenti noi viviamo il nuovo patto di Dio che Lui ha fatto con noi, che oggi noi possiamo vivere il nuovo di Dio nella nostra vita, nella nostra casa. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento vogliamo chiederti di consacrare questi alimenti che per noi rappresentano il tuo corpo e il tuo sangue che tu hai versato sulla croce per noi. Signore, noi vogliamo ricordare di quel bellissimo giorno in cui tu ci hai salvato, lavandoci da ogni nostro peccato e dandoci, Signore, la grazia di vivere un'eternità al tuo fianco. Io ti chiedo, Padre, che oggi questi alimenti producano una cosa nuova dentro ognuno di noi, che noi possiamo prendere oggi di questo pane e di questo succo, Signore, e che questi alimenti diventino te vivo in noi, affinché noi possiamo vivere a pieno la tua chiamata, il nostro essere tuoi figli, la cosa nuova che tu hai riservato per noi. Nel nome di Gesù benedici questo momento. Amen. Questo amore che ha cambiato la mia vita, che è questo amore che allontana il mio timore, che è questo amore che mi ha scelto dall'inizio, che è questo amore che brucia dentro me. Suo nome è Gesù.
questo amore che brucia dentro me. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Da sempre io canterò che tu sei il nostro re. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. E allora, come il Signore Gesù ci ha insegnato, tutti insieme, come uni in Cristo, prendiamo questo pane che rappresenta il corpo di Cristo. E dopo il pane tutti insieme beviamo di questo succo che per noi è il sangue che Gesù ha versato per noi, per firmare con noi un nuovo patto nella sua grazia. scelto dall'inizio. Di chi è questo amore che brucia dentro me? Il nome è Gesù. Suo nome è Gesù.
la morte non ha vinto, perché Lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Seu nome é. Suo nome è Gesù. Seu nome é. Suo nome è Gesù. 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 Aleluia. Vai fare un applauso ao nosso Signore. Amém. Amen. C'è qualche compleanno questa settimana? Qualcuno che ha compiuto gli anni da... Niente compleanni? Missionaria Sandra, puoi venire per piacere qua? Non lo so, ma vieni lo stesso. Amen. Fernando ha compiuto gli anni. Ah, dov'è Fernando? No, Fernando. Allora noi, come molti sanno, lunedì in teoria partiamo per circa un mese e in questo momento volevamo chiedere alla Chiesa e alla missionaria Sandra se può guidare questa preghiera, di pregare per la nostra famiglia, per il nostro viaggio, per la nostra famiglia in Brasile, che tutto possa andare bene, che Dio sicuramente ha un proposito per questa visita là, quindi che Dio possa compiere questo proposito. Sentitevi liberi di pregare come desiderate, non date maledizioni per piacere, solo benedizioni. Amém. Possiamo alzare le nostre mani. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Padre. Em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos, Padre, questa família, Senhor. La família, Senhor, i pastori della nostra Chiesa. Senhor, che tu possa, Senhor, benedire ognuno di noi. Padre, porta loro, Senhor, sotto, Senhor, la tua ala, Senhor. Nasconde, Senhor, ognuno di loro, Padre. Senhor, em nome de Jesus, Padre. Em nome de Jesus, que loro possano, Senhor, vivere, Senhor, il novo di Dio, Senhor. Quello che tu hai preparato novo per loro in questo viaggio, Padre. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, i tuoi figli, Senhor, la tua figlia, Senhor, sarà lì, Senhor, abbracciando la tua famiglia, Senhor. Dio, in nome di Gesù, e questo, Senhor, tu hai preparato per loro, Senhor. Ah, Padre, in nome di Gesù, Padre, che loro possano, Senhor, godere di questo viaggio, Senhor, con tutta la gioia, Senhor, che tu
gli hai dato a loro, Padre, che tu hai preparato per questi momenti, Signore, perché, Signore, tu hai preparato questi momenti di gioia, questi momenti di felicità, Padre. E noi preghiamo, Signore, noi preghiamo a te, Signore, che loro possano, Signore, uscire di qua, Signore, sotto, Signore, la tua benedizione, Padre. Signore, in nome di Gesù, benedica, Signore, questa famiglia, Signore, la sua andata, il suo ritorno, Padre, che loro possano, Signore, gioire, Signore, della tua grazia, Signore, Signore, in nome di Gesù, Padre, e in nome di Gesù, che loro possano vivere il nuovo di Dio, Signore, ogni momento di questi viaggi, Padre, e in ogni momento, Padre, che loro possano ricevere, Signore, il nuovo di Dio, Padre, perché noi crediamo, Signore, che questo, Signore, è il regalo, Signore, che tu stai offrendo a questa famiglia, Padre, perché loro, Padre, prendono cura di noi, prendono cura di questa chiesa, Signore, loro credono in te, Signore, loro credono, Signore, nelle tue benedizioni, Padre, per questo noi ti chiediamo, Padre, e in nome di Gesù benedica questo viaggio, Padre, e in nome di Gesù, amen. Amen. Allora che Dio vi benedica, che Dio benedica la settimana di tutti quanti noi. Wellington, Wagner, è stato un piacere avervi qua, spero di rivedervi presto. Che Dio possa benedire le nostre case, le nostre vite, che il suo Spirito Santo ci accompagni in ognuno di questi giorni e che noi possiamo vivere il nuovo di Dio, una cosa nuova di Dio nella nostra vita. Amen. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen. Non andate via, c'è la cucina questa sera, coscina.